Un viaggio musicale attraverso la storia del Friuli degli ultimi 70 anni è quello che ha regalato al pubblico Dario Zampa in occasione dello spettacolo andato in scena a Villa Manin di Passariano per celebrare i suoi 50 anni di discografia. Ha ripercorso tra canzoni, aneddoti e riflessioni la sua lunga carriera, proponendo i brani più amati dal pubblico e raccontando ciò che li ha ispirati. Con saluto in marilenghe formulato attraverso il canto, Dario Zampa, cantautore di Mortegliano, noto anche come conduttore di importanti spettacoli sulla nostra emittente, si è voluto accomiatare dal pubblico che con suggestiva cornice Villa Manin di Passariano ha potuto assistere alle oltre 2 ore di concerto tenuto in accompagnamento a band di musicisti di grande talento per celebrare i suoi 50 anni di carriera artistica. Su promozione di Simularte ed ERPA FVG, ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, a suggellare la figura di Dario Zampa, cantautore originario di Pagnacco, famoso in tutto il Friuli con vendita di oltre 150.000 dischi e che lo vede tuttora impegnato nella conservazione delle tradizioni e lingua friulana. Con mantenimento dei rapporti con i Focolars Furlans sparsi in giro per il mondo, sono stati gli interventi di Angelo Floromo, medievalista, docente di materie letterarie nonché autore di numerosi saggi pubblicati da Bottega Errante, e partecipazione straordinaria di Sebastiano Zorza alla fisarmonica in un team di strumentisti formato da Omar Malisan alla chitarra, Andrea Grosso al basso, Nicola Masolini alle percussioni e Grazia Rapetti come corista. Con O Blanco Neri, Baste Calze di Bon, nuova performance intitolata ai 5 decenni di discografia, Dario Zampa ha deciso di regalare al pubblico un concerto evento unico nel suo genere, fra brani, aneddoti e riflessioni che raccontano storie, quelle sull'attualità comprese, che li hanno ispirati in corso di storica carriera artistica, pubblicata in numerosi album di successo con canzoni deliziate da voce calda che spaziano dai temi legati all'amore e alla vita quotidiana a riflessioni più profonde su società e cultura friulane.